Salve, oggi parliamo del rapporto fra egemonia e democrazia in Gramsci. In un passaggio del quaderno 8, al paragrafo 191, Gramsci scrive: tra i tanti significati di democrazia, quello più realistico e concreto mi pare si possa trarre in connessione col concetto di egemonia. Nel sistema egemonico esiste democrazia tra il gruppo dirigente e i gruppi diretti nella misura in cui lo sviluppo dell'economia e quindi la legislazione che esprime tale sviluppo favorisce il passaggio molecolare dai gruppi diretti al gruppo dirigente. Nell'impero romano esisteva una democrazia imperiale territoriale, nella concessione della cittadinanza ai popoli conquistati, eccetera. Non poteva esistere democrazia nel feudalesimo, per la costruzione dei gruppi chiusi, eccetera, eccetera. E noi siamo abituati, all'interno di un contesto istituzionale, politico, di tipo liberal-democratico, a considerare la democrazia come costituita di alcuni elementi: la divisione dei poteri, alcune istituzioni, il Parlamento, che deve essere liberamente eletto, istituzioni di garanzia come la Presidenza della Repubblica oppure la Corte Costituzionale. Cioè la democrazia liberale si struttura all'interno di istituzioni e queste istituzioni debbono funzionare, ovviamente. Però la prospettiva di Gramsci, come abbiamo visto, è meno formalistica, più sostanzialistica, più realistica, come dice lui. Parla di un sistema egemonico, cioè l'egemonia è il presupposto per la direzione di uno Stato da parte dei partiti, soprattutto dei gruppi o delle classi sociali che riescono nei vari periodi storici a conquistare il potere, dall'aristocrazia nel mondo feudale, per esempio, alla borghesia, dall'epoca moderna, fino alla rivoluzione russa, anche se poi la rivoluzione russa ha avuto gli esiti che ha avuto anche abbastanza recentemente e in qualche modo viene ereditata attualmente, anche se in maniera molto ma molto contraddittoria, dalla Repubblica Cinese, dalla Repubblica Popolare Cinese. Secondo Gramsci non c'è democrazia senza egemonia, però, cioè non può essere una democrazia imposta a forza senza che vi sia il consenso generato da una egemonia che, ripeto, è anche un'egemonia culturale, non soltanto materiale, quindi dovuta ai rapporti di forza. E individua in particolare nel passaggio, come dice lui, il passaggio molecolare dai gruppi diretti al gruppo dirigente, l'elemento dirimente caratterizzante di un rapporto egemonia-democrazia di tipo realistico e non puramente formale. Quindi il ricambio della classe dirigente attraverso i metodi, anche quelli elettivi naturalmente, anzi di solito si tratta di metodi elettivi anche nelle democrazie popolari. Anche in Cina si vota, anche se a noi sembra strano perché oramai vediamo questo paese secondo un'ottica, diciamo così, americana del confronto, della nuova guerra fredda che purtroppo si sta innescando non più nei confronti dell'Unione Sovietica, che ovviamente non esiste, ma che in qualche modo insiste anche sulla Russia per diversi motivi, ma che vede soprattutto la Cina prendere il posto dell'ex Unione Sovietica, non fosse altro perché in Cina c'è appunto un governo e un partito che è un partito comunista che governa, e dove però anche in questo caso dobbiamo chiederci con Gramsci: ma c'è un passaggio molecolare dai gruppi diretti al gruppo dirigente? E non vale soltanto per la Cina, ma vale anche per noi, anche per le nostre democrazie liberali, anche per le nostre democrazie formali. È facile constatare che, per esempio, nel Parlamento italiano, ma anche nel Parlamento europeo, sono poco rappresentate le classi popolari, il demos. Faccio
degli esempi più concreti: contadini, operai. In genere i rappresentanti sono borghesi, vengono da questa classe, poi possono provenire dalla piccola, dalla media, dalla grande borghesia, però di fatto non c'è stato un vero e proprio cambiamento di classe dirigente o un passaggio molecolare, nel senso che dicevo prima, dal gruppo dei diretti al gruppo dirigente. Abbiamo un gruppo dirigente piuttosto longevo, piuttosto omogeneo, che si perpetua nel tempo, e le conseguenze le vediamo. Il mondo del lavoro è in gran parte trascurato anche da parte di quei partiti che si definiscono di sinistra. E quindi è un problema di crisi della democrazia, non soltanto dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista sostanziale o egemonico. Noi abbiamo appunto classi dirigenti che però non sono egemoni, perché non hanno un'egemonia, la impongono attraverso i sistemi di comunicazione di massa, il controllo dei mezzi di informazione, e questo è un grosso problema. Chi sta all'opposizione, chi vuol fare opposizione, chi prospetta un altro mondo, un altro tipo di democrazia, senza pensare a chissà quale tipo di rivoluzione, ma semplicemente ad una gestione più equa, per esempio, dell'economia, della società, delle risorse pubbliche, delle finanze. E tutto questo non sembra interessare molto al gruppo dirigente, che si perpetua in maniera appunto indifferente, alle volte sembra proprio così, rispetto ai problemi delle classi popolari. Quindi il passaggio dal molecolare, dice Gramsci, dai gruppi diretti al gruppo dirigente. I diretti non diventano mai dirigenti, restano sempre diretti, e questo è un vulnus della democrazia, perché non permette il ricambio della classe dirigente. E paradossalmente, appunto, e c'è da pensare, ci fa pensare la citazione di Gramsci, per cui stiamo parlando dell'impero romano, e dice lui, non nella Repubblica Romana, dove ce lo saremmo aspettato, cioè prima di Augusto, ma proprio nell'impero romano, da Augusto in poi, e in particolare ai tempi di Caracalla, quando venne concessa appunto la cittadinanza ai popoli conquistati, e quindi realizzata quella che Gramsci chiama una democrazia imperiale territoriale, cioè il demos viene inserito all'interno di un contesto che è quello dello Stato imperiale romano, dove tutti quanti, indipendentemente dal colore della pelle, mi viene a dire, visto che in questo periodo soffriamo anche di questa questione, chi è che ha diritto alla cittadinanza in Italia? Gli immigrati a quanto pare no, secondo qualcuno dovrebbe essere protratta nel tempo, neppure chi è nato in Italia dovrebbe avere la cittadinanza italiana. E da questo punto di vista i romani evidentemente erano molto, ma molto più avanti di certi uomini politici e partiti italiani che invece la pensano in maniera molto ma molto diversa. E per converso dice anche che non poteva esistere democrazia nel feudalesimo per la costituzione di gruppi chiusi. Quindi la democrazia, per potersi esercitare, ha bisogno di gruppi aperti, di mobilità sociale, di scambio fra l'alto e il basso, fra chi dirige e chi è diretto. Se non c'è questa possibilità, se questa possibilità viene meno, la democrazia è una democrazia bloccata. E una democrazia bloccata non può andare molto avanti.